Zanoni. Grazie Presidente. Il tema sicuramente è un tema di attualità che interessa a tutti i cittadini, è il tema della sicurezza, il tema anche relativo a quello della legittima difesa. L'ordinamento attuale in vigore prevede appunto dei sistemi di legittima difesa, lo prevedono i nostri codici. Io credo che il problema da risolvere sia quello di dare maggiore assistenza ai cittadini, di fare prevenzione in tema di sicurezza, magari di dotare la nostra regione di un maggior numero di sistemi di videosorveglianza, che abbiamo visto che spesso sono un'ottima deterrenza a questi casi, anche a volte feroci, che le cronache dei giornali riportano spesso. Diciamo che la via suggerita, soprattutto in premessa da questa mozione, forse non è la più corretta, la più opportuna. E secondo me va affrontato il tema anche sotto un punto di vista tecnico. Il diritto dei cittadini onesti alla legittima difesa non deve naturalmente travalicare quelle che sono le attuali normative. Nella mozione si leggono delle affermazioni, a mio avviso, anche abbastanza preoccupanti, che aprono a scenari già esistenti in altri stati del globo, e mi riferisco ad esempio a quando si dice che ogni cittadino deve essere libero di detenere legittimamente un'arma in casa o nella sua attività commerciale ed è un suo diritto utilizzarla per difendere se stesso. Ecco, io credo che le armi le debbano utilizzare quelli della pubblica sicurezza in particolare. Chi ha una certa esperienza, chi è andato a fare corsi che durano anche anni, chi va regolarmente al poligono di tiro, è una cosa molto problematica quella dell'utilizzo di armi da parte dei privati. Lo dicono le stesse forze di polizia. Troppe armi in giro poi possono provocare dei problemi molto importanti. E cito ad esempio un'affermazione del Presidente degli Stati Uniti d'America, che noi sappiamo è uno Stato dove c'è una particolare liberalizzazione nell'uso delle armi, il quale dice che solo nel 2013 per le armi sono morte 11.000 persone, 11.000 americani morti per l'utilizzo di armi. Quindi siamo proprio così sicuri che la via sia quella dell'utilizzo delle armi da parte dei cittadini? Non è che creiamo ancora maggiori problemi. Non è che dopo magari, se modifichiamo la norma, possiamo sparare al vicino di casa che ci sta antipatico perché è entrato nel nostro giardino. Quindi attenzione. Poi c'è anche da dire, andiamo a sentire chi ha utilizzato le armi in maniera incauta e poi ci sono stati i morti, non è mai una persona che resta serena, ha sempre dei ripensamenti. Quindi io credo che liberalizzare le armi, dare troppe garanzie di legittima difesa e spostarci a livelli come quelli degli Stati Uniti d'America ci porti a problemi ancora più grandi. I dati degli Stati Uniti d'America ci dicono questo: dove ci sono le armi poi vengono usate in maniera incauta. Poi sì, voi dovete sapere che armi utilizzate e detenute in maniera legittima in America sono servite a compiere delle stragi, dei massacri, avete capito? Quindi starei ben attento. Per dire, senza andare anche negli Stati Uniti d'America, il 17 luglio del 2009 a Bosco di Nanto, in provincia di Vicenza, quindi non molto lontano da qui, un 84enne si è barricato in casa e ha ucciso un carabiniere con un colpo alla testa. Questo aveva un'arma, signori, detenuta legalmente. Quindi dare armi e consentire il massimo utilizzo di armi e quindi il diritto a detenere l'arma e utilizzarla per legittima difesa senza se e senza ma, poi può provocare disastri come questi. È morto il tenente colonnello Valerio Gildoni, aveva 42 anni, avete capito? Un tenente colonnello dei carabinieri. Quindi io starei molto attento. Sicuramente alcuni contenuti possono essere condivisibili, però effettivamente nel complesso questa mozione e i suoi contenuti e l'intento è più censurabile che condivisibile. Grazie. Come anticipato voteremo contro questa mozione.
Mi premeva però ribadire che qui stiamo parlando sì di legittima difesa, ma in particolare stiamo parlando di armi. Allora, quando si parla di armi vuol dire anche dare in mano le armi ai privati e dire ti devi difendere con le armi. Il delinquente di norma le armi le sa usare benissimo, il privato cittadino le armi non le sa usare. Dobbiamo fare tesoro di quello che ci dicono gli addetti ai lavori. Prima la collega Bertella è intervenuta, lei non l'ha detto in maniera precisa, però lei è un'addetta della Polizia di Stato e sa quanto pericoloso sia dare in mano le armi ai cittadini. Tante armi vuol dire tanti rischi, tanti problemi. Ricordavo prima il dato che Obama, Presidente degli Stati Uniti d'America, molto preoccupato, ha dato in merito al 2013, dove sono morte 11.000 persone. Cari consiglieri, pensate alla vostra famiglia, alle vostre mura domestiche, a vostra moglie o marito, ai vostri figli e pensate all'arma in casa. Chi non sa usare l'arma, alla fine può fare del male a se stesso ed è quello che ci dicono i fatti di cronaca. Soprattutto i ragazzi, voi sapete quanto problematici sono certi ragazzi, l'adolescenza. Avere un'arma in casa vuol dire dare delle opportunità veramente molto pericolose. Guardate, le armi non sono un giocattolo. Io ho tirato fuori diversi articoli, mi è balzato agli occhi questo articolo qua. È un articolo del Corriere della Sera del 17 ottobre 2011. Tosi spara, colpito un ragazzo alla battuta di caccia alla lepre. Ferito a braccia e gambe, il sindaco di Verona capita. Allora, se è capitato a Tosi, che ha fatto un esame di licenza di caccia, pensate, che sapeva usare le armi, che ha anche un ruolo molto importante, che ha utilizzato quel fucile in aperta campagna. Sì, è rimbalzato, è vero, è stato un incidente. È stato un incidente, quindi se capita in aperta campagna e capita a uno che ha la licenza di caccia e sa usare le armi, voi avete capito cosa vuol dire darlo in mano a dei cittadini privati? Vuol dire, e poi resto sconcertato, questo lo ribadisco, dal fatto che qualcuno in quest'Aula dica e usi quelle espressioni in merito a uccidere le persone che ti vengono in casa, a tenere i 2 colpi in canna per finire i feriti. È un esempio, io dico, drammatico che diamo ai nostri cittadini. Quale messaggio vogliamo dare ai cittadini del Veneto? Mi meraviglio anche che nessuno finora si sia dissociato da queste affermazioni, quindi il voto è contrario.